carabinieri, raccolti 6.000 euro per i terremotati di Haiti. Il servizio di Maria Piazzoli. Volontariato e molta sensibilità, medici ma anche musicisti, per sapere che ci sei. In questo modo, con una serata organizzata nella sala convegni dell'ospedale di Castelfranco Veneto, nella Marca, sono stati raccolti 6.000 euro per i bambini e la popolazione di Haiti, devastata dal terremoto. In particolare i fondi saranno inviati a favore della missione scalabriniana San Carlo Borromeo e alla Fondazione Onlus di Francesca Rava. L'iniziativa, curata con determinazione da 2 dipendenti della ULSS, ha avuto grande successo e va ad aggiungersi al materiale non farmacologico, dalle garze alle siringhe sterili, che la stessa azienda sanitaria sta inviando in questi giorni alla missione scalabriniana, ormai da anni attiva a pochi chilometri dalla capitale di Haiti, Port-au-Prince.